Sindaco, questa sera prende il via il premio per le eccellenze della Scala dei Turchi 2017, una prima edizione, un ottimo successo. Perché questo premio? Sì, un premio delle eccellenze della Scala dei Turchi, ma di persone che sono tutte di Real Monte. Noi crediamo che bisogna dare valore alle cose, valore alle persone che si impegnano per la comunità e che contribuiscono alla crescita generale della società. Abbiamo un sacco di gente a Real Monte che a vario titolo si sono impegnate e che hanno ottenuto ottimi risultati. Abbiamo quindi voluto premiare 3 eccellenze come adulti, che sono 2 medici e un professore università di ingegnere che insegna scienze delle costruzioni. Abbiamo voluto anche premiare tanti ragazzi che si impegnano nel mondo dell'arte e nello specifico nel campo musicale e della danza. Ragazzi che hanno conseguito risultati importanti, alcuni di questi per esempio nel campo della danza già lavorano a livello nazionale e internazionale in teatri importanti, sono cresciuti a Real Monte, hanno iniziato a fare i primi passi qua a Real Monte nella scuola di danza appunto delle sorelle Eliana e Daniela Bartolomeo, e adesso sono veramente cresciuti e stanno avendo un futuro nel campo della danza, così anche nel campo musicale. Diversi ragazzi si sono distinti, hanno avuto dei premi e noi abbiamo voluto premiarli perché crediamo che questo sia un valore aggiunto per la nostra comunità. Premiare loro e incoraggiare gli altri che hanno intrapreso la stessa strada, perché credo che uno dei compiti dell'amministrazione sia, oltre che fare le cose regolari e normali che facciamo ogni giorno, anche dare un futuro a questi giovani ed incoraggiarli per andare sempre avanti. Grazie Sindaco. E tra i premiati Franco Di Salvo, pluripremiato invero Franco Di Salvo, che aggiunge un premio a una lunga sfilza di successi. Sì, questo è un premio molto importante, ringrazio chi ha pensato a me, anche perché nella manifestazione Costa Bianca, a cui tengo molto, io sono nato artisticamente, per cui è per me un premio triplo alla carriera data dal mio sindaco e nello stesso tempo nella manifestazione che ho visto nascere fin dal primo vagito, diciamo, quindi nasco artisticamente con Costa Bianca. Questo mi fa molto piacere in questa serata splendida che praticamente ha accompagnato questa premiazione, ma soprattutto essere intervistati da voi, TVA, che io porto nel cuore. Grazie Franco, al Salone di Girgenti.